Oltre, un padre uccide il figlio di 17 anni e si toglie la vita. Carabinieri e operatori sul posto, comunità sotto shock. 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. A Treviso il sindaco Conte, presidente di ANCI Veneto, chiede ai colleghi di issare al lutto le bandiere in tutti i municipi. Ed è l'intero Veneto a fermarsi per l'addio a Papa Francesco. Nel giorno dei funerali sabato a Roma, mobilitata anche la protezione civile regionale Zaia, pronti a fare la nostra parte. Ci sono 4 cardinali veneti che entreranno in conclave nei prossimi giorni per eleggere il successore di Papa Francesco. Il cardinale vicentino Pietro Parolin, già segretario di Stato Vaticano, è dato tra i papabili. È caduto dalla moto a Quinto a Treviso. Le condizioni del ventenne ricoverato in ospedale sono ancora gravi, con l'arrivo dell'estate in aumento gli incidenti che coinvolgono le 2 ruote. Muore in carcere per la procura di Treviso, si tratta di infarto, ma la mamma di Martino Gennaro, 46 anni, non si rassegna. Voglio sapere la verità sulla morte di mio figlio. Fiamme in un condominio a Quarto d'Alpino, scatta la mobilitazione di uomini e mezzi, giornata di mobilitazione ai residenti evacuati, i pompieri sono giunti anche dalla Marca trevigiana. Al via questa mattina il cantiere per la realizzazione della rete fognaria dell'acquedotto in centro, chiuso viale Luzzati, il sindaco Conte, meteo permettendo contiamo di finire il lavoro in 3-4 giorni. Un mese fa l'assalto alle poste di Onigo con il bancomat fatto saltare in aria, i lavori sono fermi, denuncia il sindaco che rivolge un appello alle poste perché riapra con urgenza. Una passeggiata nel centro storico di Treviso ricercando la memoria dei luoghi legati alla resistenza, all'antifascismo, alla seconda guerra mondiale, ad organizzarla nell'ambito del Festival della Libertà ritrovata Ampia Legambiente di Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli, lo avete sentito in primo piano, la tragedia avvenuta sull'altopiano di Lamon nella frazione di Oltra, dove un padre ha ucciso il figlio di 17 anni, poi si è tolto la vita, ma ci racconta tutto di questa tragedia la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buonasera. Sì, buonasera Daniela, vi racconto per quanto mi è possibile sino a questo momento, perché la tragedia è veramente del tardo pomeriggio di oggi e quello che è trapelato dalle maglie strettissime degli inquirenti è che nel tardo pomeriggio, probabilmente al culmine di una lite all'interno di una famiglia tra il padre e il figlio, una famiglia ci raccontano di nazionalità di origine balcanica. Il padre ha ammazzato, ha ucciso il figlio di 17 anni e poi si è tolto la vita. E da quello che possiamo raccontarvi è che c'è stato un frastuono, rumore di spari che si sono uditi in maniera molto distinta, sono stati certamente uditi anche dalle attività turistiche di accoglienza che si trovano poco distante dalla abitazione di questa famiglia. Naturalmente non siamo in grado di dirvi di raccontarvi quali sono state le ragioni di questa tragedia. Certo che l'evento ha fatto precipitare immediatamente nella zona, nel posto, i carabinieri con il personale del SUEM, i medici però il supporto sanitario è stato vano sia per il ragazzo che per il padre. Sono state inviate sia le ambulanze che l'elicottero, ma di fatto ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso, lo ricordiamo, di padre e figlio, un evento davvero drammatico accaduto a Lamon, nella frazione di Oltra, dove si trova per l'appunto l'abitazione di questa famiglia. Il ragazzo dovrebbe chiamarsi Vladislav e questo evento ha riportato certamente alla memoria 2 episodi cruenti di cronaca che accaddero una ventina di anni fa, quasi una trentina di anni fa, proprio fra Sorriva di Sopramonte e Lamon.
in particolare nella frazione di Piei. Nel 1997, nel giorno di Santo Stefano, per un rimprovero del padre, un figlio fracassò con una bottiglia la testa al papà, uccidendolo, e poi ancora una lite furibonda tra fratello e sorella. Siamo nel 1994, il celebre, famoso ai noi omicidio Gobber, il fratello che pugnalò la sorella, il fratello 27 anni, la sorella 32, poi la decapitò con una mannaia e attese l'arrivo dei carabinieri, consegnandosi e ammettendo le proprie responsabilità. Di questo episodio, dell'episodio del tardo pomeriggio di oggi, sappiamo e trapelano pochissime informazioni, con il riservo naturalmente del caso, e se avrò ulteriori notizie già nel corso di questa edizione del telegiornale, sarà mia cura chiamarvi per completare, la notizia, che è una notizia drammatica che ha sconvolto l'intera comunità, manco a dirlo. Daniela, per il momento io mi fermerei qua, ti restituisco la linea, se ho aggiornamenti vi richiamo nel corso di questa edizione del telegiornale. Grazie davvero a Tiziana Bolognani. Una tragedia che si è consumata all'interno delle mura domestiche, l'avete sentito, un padre che ha ucciso il figlio. Ovviamente continueremo a parlare di questo dramma nel corso del nostro telegiornale, a partire anche dalla pagina di Belluno. E noi continuiamo con l'edizione di Treviso e andiamo subito al sondaggio, ampia pagina dedicata alla morte di Papa Francesco e all'eredità del suo pontificato. Questa sera al Ring, ma anche il tema sanità, con lo scontro governo-regioni sulle liste d'attesa e sulla possibilità di inviare dei commissari straordinari per gestire l'emergenza smaltimento. Zaia ha contrattaccato parlando di ricorso fino alla Corte Costituzionale contro questa ipotesi, ma il ministro Schillaci per ora tira dritto. E allora noi vi chiediamo, lo vedete, liste d'attesa, serve un commissario per la sanità veneta? Se siete d'accordo, sì in verde, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera. 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco a Treviso. Il presidente di ANCI Veneto invita i colleghi a issare al lutto le bandiere dei comuni. Intanto la comunità della Marca si stringe nel dolore. Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere, invita alla preghiera per raccogliere gli insegnamenti di Papa Bergoglio per trasformarli in semi di speranza. Si abbassano le bandiere, cala il silenzio nelle città. 5 giorni di lutto in Italia per la morte di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, il Papa di tutti, il Papa degli ultimi. Il Vescovo di Roma venuto dalla fine del mondo. Si era presentato così dalla terrazza di San Pietro un buonasera, fratelli e sorelle, che per tutti è stato l'inizio di un sodalizio di vicinanza e all'uomo che ha portato la Chiesa nelle periferie umane e cittadine. In Veneto è il presidente ANCI Mario Conte a invitare i colleghi a esporre le bandiere in segno di lutto. È un momento delicato per tutti noi e quindi era il minimo che potevamo fare. L'appello che faccio, oltre a mettere le bandiere a mezz'asta, è quello di far nostri gli insegnamenti di Papa Francesco. Le immagini diffuse dal Vaticano mostrano un viso sereno ma segnato dall'ictus e da mesi di malattie e sofferenza, citata nel suo ultimo scritto, dove si legge: la sofferenza si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita, l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli. E la comunità trevigiana si stringe attorno al pontefice defunto, forte e sentita la presenza alla preghiera celebrata al Duomo dal vescovo Michele Tomasi. Le telefonate che ho preso in questi giorni sono state moltissime e non avevo ancora chiaro quanto grande fosse l'affetto e come lui fosse un testimone vero di Gesù presso la gente. Quello che mi fa riflettere
è questo oceano di persone semplici, proprio semplici, che si sono identificate, che si identificano con questo uomo. Un'eredità che è fatta di parole ma anche di gesti e che Papa Francesco ha seminato nei suoi 12 anni di pontificato. Sono semi molto semplici che solo nel silenzio e nella semplicità si riescono a scorgere. E Papa Francesco aveva questa grande dote di riuscire a coniugare il Vangelo con la storia. Lui ha cercato di raccontare oggi chi è Gesù e qual è la speranza che lui ha immesso nel mondo e quello che dobbiamo essere per essere suoi testimoni. Intanto la diocesi di Treviso ha diramato delle indicazioni liturgiche durante la sede vacante. A Santa Maria del Rovere il parroco invita a trasformare il dolore in speranza. Cercheremo di pregare con più intensità, cercando di cogliere la testimonianza e la profezia che lui ci ha lasciato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. E com'era la cosa? Grazie, grazie. La Protezione Civile del Veneto è stata allertata per garantire supporto in occasione delle esequie di Papa Francesco. La richiesta arriva da Roma, prevede l'impiego di circa 30 volontari al giorno tra il 23 e il 27 aprile ed un funzionario con compiti di coordinamento. La nostra Protezione Civile è sempre pronta ad intervenire nei momenti in cui il Paese chiama, ha detto Zaia, che ai nostri microfoni ricorda così Papa Francesco. E la Regione ha dichiarato il lutto regionale. Ma direi che il minimo per un Papa che peraltro è stato vicino alla nostra regione, un Papa Francesco che ha fatto 2 visite pastorali nello stesso anno, una a Verona e poi una a Venezia. È un Papa che noi abbiamo vissuto da vicino, un Papa che ha saputo parlare anche dei problemi della nostra gente, dei nostri territori. Penso a quell'incontro che fece alla Basilica della Salute con i giovani durante la visita pastorale a Venezia, parlando della fragilità della nostra città, di Venezia. E aveva avuto modo di parlarci poi in quelle 2 occasioni. Ma sì, ma poi l'ho incontrato anche in Vaticano, quindi a Roma. È una persona simpatica, molto alla mano, concreta, senza tanti giri di parole, pronto anche alla battuta se serviva. È uno di noi, potremmo dire, cioè non si dovrebbe dire che il Papa è uno di noi, però il Papa era sicuramente un Papa del popolo. Prima abbiamo ricordato come fosse il Papa degli ultimi, in effetti la visita a Venezia era cominciata dal carcere femminile della Giudecca, però volevo ricordare anche la Reina di Pace, la Reina di Verona. Al funerale che si sarà celebrato sabato ci sarà il Presidente Trump, ci sarà Zelensky, ci sarà von der Leyen. Io le chiedo come questo messaggio del Papa potrebbe magari aiutare che finalmente si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina come sulla striscia di Gaza. La prima immagine che mi viene in mente è Papa Francesco che prega in piazza San Pietro da solo il 27 marzo 2020 in pieno lockdown, dando un messaggio all'umanità di resistenza e di resilienza. Vedo Papa Francesco che lancia la corona d'alloro in Mediterraneo pensando agli immigrati che hanno perso la vita, che è lo stesso Papa Francesco che lava i piedi durante la Pasqua agli immigrati. Vedo Papa Francesco che si batte per la pace e quindi penso che questi grandi della terra, da Trump in giù, che si daranno, si incontreranno proprio durante il suo funerale, possano fare una grande cosa per onorare la sua memoria, cioè chiudere la guerra, chiudere le guerre. Continuiamo con la cronaca. È caduto dalla moto a Quinto di Treviso. Le condizioni del ventenne ricoverato in ospedale sono ancora gravi, con l'arrivo dell'estate in aumento gli incidenti che coinvolgono le 2 ruote. Il tenente colonnello Mazzanti dei Carabinieri: potenzieremo i controlli su strada. Festività pasquali segnate da incidenti stradali, coinvolti diversi motociclisti. Un ragazzo di 20 anni che stava usando la moto di un amico a Quinto di Treviso in un terreno privato è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello dopo una brutta caduta. Per lui un serio trauma cranico. Altri centauri se la sono cavata con ferite meno gravi ma in sinistri che potevano avere conseguenze ben più tragiche, come quello di Maser con lo scontro frontale fra 2 motociclisti, anche loro ventenni. Con l'arrivo
l'arrivo del caldo e dell'estate tornano ad impennarsi gli incidenti con le due ruote. Purtroppo, come ci insegnano questi episodi che hanno funestato questo fine settimana, l'uso delle due ruote specialmente deve essere fatto in condizioni di particolare sicurezza e soprattutto la moto non è un mezzo che può essere guidato in maniera spensierata e deve essere fatto con un po' di accortezza. Bisogna rispettare sempre il codice della strada e stare attenti alla propria guida, ma anche agli altri automobilisti o motociclisti. L'appello dei carabinieri che nelle ultime ore sono stati impegnati sulle strade con numerosi incidenti. Il nostro appello è sempre quello di intanto indossare il casco, perché è importantissimo, perché la maggior parte delle lesioni appunto arrivano da trauma cranici, e soprattutto, anche se ci si trova in terreni privati, l'uso della moto deve essere fatto con un po' di accortezza e quindi prestare attenzione a quello che è la velocità, a quello che sono le manovre, il fatto che anche affrontare dei terreni che potrebbero essere favorevoli, oppure possa pensare di approcciarli in maniera, come dire, con leggerezza, può costare caro anche in termini di salute. E come ogni estate saranno potenziati i controlli soprattutto nelle arterie maggiormente trafficate, questo per evitare che i mesi caldi siano funestati da gravi sinistri. Il controllo dei principali assi viari rimane comunque una nostra prerogativa per quanto riguarda come obiettivo istituzionale, quindi sicuramente saremo sulle strade per controllare, specialmente nel fine settimana, l'uso corretto della moto ma anche degli altri veicoli. Controlli per evitare di assistere a scenari come questi, con moto devastate, auto spezzate e lamiere contorte a terra, per evitare di vedere fiori sui cigli e ricordare altre vittime della strada. Muore in carcere per la procura di Treviso, si tratta di infarto, ma la mamma di Martino Gennaro, 46 anni, non si rassegna. Voglio sapere la verità sulla morte di mio figlio, ha detto ai nostri microfoni. Parla del figlio Martino Gennaro, 46 anni, racconta fra le lacrime della vita difficile, degli sbagli commessi, ma anche del dolore quando ha saputo della sua morte in carcere, trovato senza vita in cella. La procura ha archiviato il caso come morte naturale, a stabilirlo anche il medico legale dopo gli accertamenti. Per questo non è stata disposta l'autopsia, ma la mamma non ci sta e vuole sapere la verità. Certo, solo la verità, esclusivamente la verità, perché non mi torna normale quello che è successo, perché io ho visto segni sul viso di mio figlio che non tornano e voglio giustizia. Può essere morto anche per un'emorragia interna che dalla visura visuale non si vede. Io voglio solo giustizia, non chiedo altro. La donna ha presentato una denuncia in questura contro ignoti, si è affidata all'avvocato trevigiano Ilaria Pempinella. Non voglio accusare nessuno, voglio la giustizia. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, voglio che paghi. Che cosa chiede lei? Io chiedo giustizia, voglio che venga fatta l'autopsia a mio figlio per vedere se è morto per un'emorragia interna essendo stato picchiato. Il 46enne qualche giorno prima avrebbe avuto un litigio violento con altri detenuti e poco prima della morte avrebbe contattato il suo legale a parlarci la figlia di Martino Gennaro. Sì, aveva chiamato l'avvocato per chiedere se poteva vederla perché c'erano delle cose che in carcere non andavano bene. E purtroppo poi lui è morto prima. Sì, è morto prima. La famiglia chiede l'autopsia, per questo non è ancora stato celebrato il funerale, una possibilità che la magistratura sembra però aver scartato. Intanto è stata presentata un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Giustizia da parte della deputata trevigiana Rachele Scarpa del Partito Democratico con la richiesta di fare chiarezza sul caso. Dal Ministro Nordio voglio sapere se intenda promuovere accertamenti più approfonditi e se ritenga opportuno rafforzare i protocolli di tutela dei detenuti, soprattutto nei casi in cui vi siano precedenti legati all'uso di sostanze o episodi di violenza, scrive Rachele Scarpa in una nota ufficiale. Casa Zero, questa mattina udienza preliminare per la presunta truffa ai danni dello Stato realizzata da Casa Zero con il gruppo di Nervesa della Battaglia, specializzato in ristrutturazioni, finito in liquidazione con un buco di 12 milioni e mezzo di euro. L'udienza si è subito arenata, ci sarebbe stato un difetto nella notifica della chiusura delle indagini e della fissazione dell'udienza all'ente Casa Zero. Il GUP Carlo Colombo si è riservato la decisione per il prossimo 3 giugno. Davanti ai giudici dovranno comparire 8 imputati.
Fiamme alte ed una colonna di fumo visibile da lontano hanno segnato la giornata a Quarto d'Altino, dove un incendio scoppiato sul tetto di una palazzina di 3 piani ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati anche dalla Marca per domare il rogo e garantire la sicurezza dello stabile. Fortunatamente non si registrano feriti. Cosa è successo? Da quello che so io stavano facendo dei lavori e praticamente sistemando il tetto ha preso fuoco, ma non so di preciso cosa. Fiamme alte e colonna di fumo che si vedeva da lontano. Poco prima delle 12 è scoppiato un incendio sul tetto in legno di una palazzina di 3 piani in Viale della Resistenza a Quarto d'Altino. L'incendio, forse innescato durante lavori di ristrutturazione, ha generato fiamme difficili da domare. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Era perché aveva un'infiltrazione d'acqua, quindi dovevano sistemare un attimo, probabilmente hanno scaldato qualcosa, non lo so. Sul posto sono intervenuti 30 operatori dei Vigili del Fuoco, supportati da 3 autopompe, 3 autobotti e 3 autoscale provenienti da Mestre e Treviso. Grazie alla prontezza del sistema di allarme e alla rapidità dei soccorsi, il rogo è stato circoscritto, evitando danni significativi alle famiglie residenti. Le operazioni di bonifica si sono rivelate impegnative a causa delle caratteristiche del tetto ventilato in lamiera, che richiedono tempi maggiori per la messa in sicurezza. Abbiamo 2 squadre di Mestre, una squadra da Cavarzere e una squadra da Motta di Livenza. Un lavoro duro, per quale motivo? Un lavoro duro perché sono tetti coibentati e ventilati, per cui è difficile raggiungere il punto dove c'è la combustione. Tra i primi a dare l'allarme Nicola Mezzavalla, custode del Museo Guggenheim a Venezia, che passava per la via. Ero passato in bicicletta e ho visto un po' di fumo, mi sono soffermato e ho visto le fiamme. E ho chiesto se era successo qualcosa, ho suonato tutti i campanelli, sono entrato nel condominio e ho fatto uscire tutte le persone che erano a casa. Dopo il completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco valuteranno se l'intero stabile debba essere dichiarato totalmente inagibile o se, al contrario, soltanto le famiglie residenti all'ultimo piano dovranno cercare una nuova sistemazione. Ho grande paura, fortunatamente non ci sono feriti. No, fortunatamente no, però comunque la paura rimane perché chiaramente la situazione non è ancora stabilizzata. Ringrazio sicuramente i Vigili del Fuoco perché stanno facendo un lavoro veramente incommiabile. Mi viene da dire che sicuramente tutti quegli alloggi che stanno all'ultimo piano, molto probabilmente nessuno di essi potrà essere recuperato perlomeno per andarci a vivere e rientrare. Bisognerà capire quelli che stanno sotto, quindi quelli del piano terra e quelli del piano primo. Non appena i Vigili del Fuoco avranno finito le operazioni, avranno domato l'incendio, ci faranno lo stato dell'arte e faremo quello che bisogna fare, purtroppo. Al via questa mattina le cantiere per la realizzazione della rete fognaria e dell'acquedotto in centro a Treviso, chiuso Viale Luzzati. Il sindaco Mario Conte, meteo permettendo, contiamo di finire il lavoro in 3-4 giorni. Ruspe in azione in Viale Luzzati e via San Liberale. Sono iniziati i lavori di ATS per la realizzazione della nuova rete fognaria e idrica nell'area ovest della città di Treviso. Chiuso al traffico il tratto iniziale di Viale Luzzati, dal lato del PUT consentito il transito ai soli pedoni. L'obiettivo è quello di finire per giovedì, condizioni meteorologiche permettendo, al massimo venerdì, ma questo di fatto è un collegamento tra la rete fognaria esistente che arriva fino a questo punto e ci consentirà anche di superare il PUT, dove in realtà nelle settimane scorse abbiamo realizzato la rete fognaria che si sviluppa anche in centro storico. Quindi un piccolo intervento ma molto importante, perché collega questo quadrante con la parte del centro che quindi è collegata al depuratore. Attualmente, dopo i lavori già effettuati, il 60% dei trevigiani è allacciato alla rete fognaria. L'obiettivo dell'amministrazione è arrivare all'80% entro fine mandato. Anche oggi non è mancato qualche disagio per residenti ed attività commerciali, che sono comunque tutte aperte e raggiungibili. Ci vuole coraggio di prendere anche qualche parola, perché ovviamente quando tu chiudi le strade, crei delle deviazioni, comunque sono lavori invasivi perché devi scavare in profondità, quindi con mezzi che possono anche disturbare chi lavora, chi riposa.
ovviamente il disagio è tanto, però se ben spiegato e soprattutto se abbiamo la forza di vedere oltre il disagio del cantiere, vediamo una città più servita e meno inquinata. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio, trattativa di vendita dell'area dietro la chiesa votiva e degli impianti sportivi Aurora. Il PD chiede che il sindaco sia garante dell'interesse pubblico. Si accende il dibattito sulla possibile vendita del patrimonio immobiliare della chiesa votiva di proprietà della diocesi con la cessione ad un fondo immobiliare specializzato in operazioni di rigenerazione urbana della grande area dell'Aurora. Il PD chiede che il sindaco si faccia garante dell'interesse pubblico nella trattativa, visto che l'area riveste grande importanza anche sociale per la città di Treviso. Sicuramente è una trattativa che coinvolge dei privati, la diocesi che è proprietaria di quei immobili, però sono immobili che hanno un gran valore pubblico, perché per anni tantissime generazioni di trevigiani hanno fatto sport in quelle strutture dell'Aurora. Ecco quindi che hanno un altissimo valore sociale. Chiediamo che anche il sindaco e il comune si interessino di tutta questa trattativa affinché l'alto valore sociale e delle strutture sportive che nella nostra città e nella nostra provincia sono sempre più preziose, perché tantissime sono le associazioni che non hanno queste strutture, garantiscano un futuro a queste strutture. Non si fa attendere la risposta del sindaco. Entreremo sicuramente nella trattativa perché ci sono degli aspetti urbanistici, afferma Conte, ma soprattutto ci sono degli aspetti sociali. Sarà mia richiesta che il centro sportivo, ora in stato di abbandono, non venga eliminato, ma in caso ridimensionato. Le richieste dell'amministrazione saranno quelle di tener conto delle istanze della comunità, ma sono convinto, conclude il sindaco, che sarà un percorso condiviso, vista anche la sensibilità sulla questione della parrocchia e della diocesi. Con Pasqua e Pasquetta cadute alte si apre ufficialmente la stagione turistica favorita anche da numerosi ponti. Bene il bilancio del primo weekend festivo di Confcommercio Treviso. Nella provincia di Treviso stiamo raccogliendo proprio in queste ore, è stato stimato un fatturato nel settore della ristorazione di 30 milioni. La Pasqua alta ha favorito l'ottimismo dei ristoratori trevigiani nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, ma i dati sono comunque positivi. Tra chi ha deciso di scegliere la Marca per una gita fuori porta, chi per una vacanza arrivando dall'estero e chi di approfittare del ponte per dedicarsi a qualche acquisto e a qualche pasto al ristorante. Ristoranti aperti per il 90% del totale, quindi una buona apertura dei locali in leggero aumento rispetto allo scorso anno, con un quadro di contesto che non è mostra una moderata crescita, non è senza particolari accentuazioni, diciamo in coerenza con un quadro di contesto che non favorisce un ottimismo generalizzato. Un bilancio positivo per il commercio nella Marca, anche se a non far esplodere le percentuali c'è il clima di incertezza segnato dalla situazione geopolitica e dalle ipotesi dei dazi di Trump. I consumi infatti stentano a riprendere, ad ora siamo ancora al meno 6% rispetto ai livelli pre-Covid. Tuttavia ci sono segnali positivi perché l'occupazione cresce, la ristorazione è un settore in cui l'occupazione cresce, si sta assumendo di più, in tutta Italia il comparto occupa 1.300.000 addetti, le donne rappresentano il 51%. Bene anche gli acquisti nei piccoli e medi negozi e nei locali di prossimità. La Pasqua si consolida nonostante il meteo come un momento di scambio di regali. Positive le previsioni per i prossimi ponti. C'è attesa per l'andamento dei prossimi ponti, per lo shopping, per l'avvio anche di una stagione primaverile estiva che finora abbiamo avuto un po' a singhiozzo, per cui questo inciderà anche nel nostro guardaroba, anche nella nostra voglia di comprare qualche cosa di nuovo, di adeguato al clima, e questo è sicuramente un elemento che favorirà anche i consumi interni di prodotti locali.
Nella scorsa settimana la polizia stradale di Pordenone ha individuato e sanzionato un uomo che aveva scaricato 5 grossi sacchi di immondizia in una piazzola di sosta lungo la 28 nel comune di Sacile. Decisive le telecamere di Autostrade Alto Adriatico e la segnalazione di un automobilista di passaggio. L'uomo, un trentenne residente nel Trevigiano, è stato multato e obbligato a smaltire rifiuti presso un centro autorizzato, oltre a dover ripulire l'area a proprie spese. Ma non è tutto. Presentatosi agli uffici della stradale è stato sorpreso alla guida con patente falsa. Per lui è scattata anche la sanzione per guida senza patente di oltre 5.000 euro con ritiro dei documenti del veicolo e fermo amministrativo per 3 mesi. Un mese fa l'assalto alle poste di Onigo con il bancomat fatto saltare in aria come parte degli uffici. I lavori sono fermi, denuncia il sindaco, che rivolge un appello a Poste Italiane perché proceda con i lavori. Purtroppo è ancora chiuso, ma quello che mi rammarica è che dal giorno della rapina nessun lavoro è stato fatto. Noi abbiamo sentito Poste Italiane, i quali mi hanno detto che approfittano della situazione per rivedere tutta la struttura delle poste qui a Onigo, però purtroppo non ho visto operai, non ho visto nessuno ancora dal giorno della rapina. L'assalto nella notte tra il 21 e il 22 marzo aveva tirato giù dal letto mezza via qui a Onigo di Pederobba, dove dopo l'esplosione era stata fatta evacuare anche un'anziana residente nell'appartamento sopra l'ufficio, una deflagrazione violentissima che non aveva coinvolto solo il postamat ma anche la struttura, ladri incappucciati che erano scappati a mani vuote e che nella stessa notte avevano colpito anche a Mogliano e Noale. Un mese dopo la ferita per la comunità di Onigo è ancora aperta e visibile. Questa è la situazione documentata dalle nostre telecamere. Dietro le vetrate il tempo sembra quasi essersi fermato a quella notte. I tempi diventano biblici, il problema delle poste al giorno d'oggi sappiamo sono le pensioni soprattutto e gli anziani che devono ritirarle, e non è di poco conto il fatto di poter gestire queste persone deboli che devono recarsi in altri uffici per ritirare la loro pensione. Le alternative per gli utenti sono a qualche chilometro di distanza a Pederobba e Cornuda. Turato chiede a Poste Italiane di accelerare, a mancare ora è un presidio fondamentale. Sì, perché poi la comunità chi si rivolge? Si rivolge all'amministrazione comunale, al sindaco, chiedendo spiegazioni. Non è colpa nostra, ma soprattutto deve essere volontà di Poste Italiane di risolvere la questione. Una passeggiata nel centro storico di Treviso ricercando la memoria dei luoghi legati alla resistenza, all'antifascismo, alla seconda guerra mondiale. Ad organizzarla nell'ambito del Festival della Libertà Ritrovata ANPI e Legambiente Treviso. Tra le tante comitive che in questi giorni affollano la città di Treviso ne abbiamo intercettata una impegnata in un tour attraverso i luoghi della memoria della città, in particolare quelli legati alla resistenza, all'antifascismo e alla seconda guerra mondiale. Una passeggiata che si inserisce nel Festival della Libertà Ritrovata in occasione degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo, che a Treviso avvenne non il 25 aprile ma qualche giorno dopo, il 29 aprile del 1945. Luoghi della memoria spesso sconosciuti ai più, legati a quei giorni. Per esempio le sedi della 20ª Brigata Nera, le sedi dei fascisti e dei tedeschi in Treviso, e anche invece le sedi del Comitato di Liberazione Nazionale, i monumenti, le lapidi a caduti o altro della guerra di liberazione. Siamo partiti dalla piazza dell'Università, dove c'è una lapide che ricorda 3 partigiani uccisi a pochi giorni dalla liberazione, gettati nel Sile, e la lapide dice che l'acqua del Sile, come lacrime, li restituì alla nostra città. Un percorso della memoria che tornerà sotto forma di biciclettata sui luoghi della resistenza fuori le mura della città, sabato 26 partendo da Monigo. È un percorso di una 15ina di chilometri che tocca punti sconosciuti ai più. Per esempio la casa dove si riuniva il Comitato di Liberazione di Treviso e dove la sera del 28 partì il Comitato di Liberazione per arrivare alla presa della città del 29, e ci era piaciuto molto perché partì in bicicletta il Comitato di Liberazione Nazionale, come allora si faceva, e noi lo ricorderemo con questo giro in bicicletta. Siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In primo piano la tragedia avvenuta a Lamon, nella frazione di Oltra, dove un padre ha ucciso il figlio di 17 anni. Noi ci ricolleghiamo in diretta con la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buonasera ancora. Sì, buonasera Daniela, devo naturalmente, lo potrete capire, correggere in corsa alcune informazioni che vi ho dato in apertura di telegiornale, perché da fonti ufficiali si è parzialmente ricostruita la dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione, in una casa nella frazione di Oltra, in comune di Lamon, al culmine di una lite. Questo viene confermato. Un padre ha ucciso il figlio di 17 anni, Riccardo, con un'arma bianca, presumibilmente un coltello, e poi il padre si è ucciso con un colpo partito da un'arma che viene normalmente utilizzata per uccidere le bestie, gli animali, pensiamo a ovini o bovini. Il ragazzo si chiamava Riccardo, ha questo ragazzo una sorella più piccola. Il padre invece il padre sarebbe di origine balcanica. Questo è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in frazione Oltra, comune di Lamon, e vi parliamo, ve l'ho raccontato anche in apertura di telegiornale, di una comunità letteralmente sconvolta e sotto shock. Non possiamo neppure immaginare quale potesse essere il motivo, quale sia stato il motivo di questa furiosa lite scoppiata tra papà e figlio, finita nella maniera più drammatica che vi abbiamo raccontato, e la scena a cui si sono trovati di fronte, che hanno visto i soccorritori, non solo il personale del SUEM arrivato con le ambulanze e pure con l'elicottero, è stata agghiacciante, è stata drammatica. Inutili evidentemente i tentativi di riportare in vita né il figlio, tantomeno il padre. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno eseguendo su ordine della Procura di Belluno tutti i rilievi di rito per cercare di ricostruire la scena del crimine, questa tragedia che ha sconvolto non solo la frazione, che è una frazione particolarmente anche vivace. Lì si trovano diverse anche attività turistiche come bed and breakfast, ci sono anche dei ristoranti, dei bar, e non solo, dicevo, la comunità di Oltra, ma anche di tutta Lamon, che ha pensato, Lamon e anche la vicina comunità di Sovramonte, che hanno pensato a quanto accadde negli anni 90, due tragedie indimenticabili che sono rimaste impresse nella memoria di tutti, fatti cruenti, legati comunque sempre a tragedie che si sono consumate tra le mura domestiche. Daniela, questo è quello che sono riuscita a ricostruire anche da fonti ufficiali, e per ulteriori dettagli mi riprometto di fare un flash in collegamento su Ring con il collega Nicola Zanetti. Grazie davvero a Tiziana Bolognani. Ovviamente torneremo a parlare, come vi ha detto ora la nostra Tiziana, nel corso della nostra trasmissione di questa sera a partire dalle 21 con Ring. Torneremo a parlare di questa tragedia avvenuta nel Bellunese.
E c'è grande commozione anche a Longarone, in provincia, per la scomparsa di Papa Francesco. Il ricordo del Papa è infatti legato al 60° del Vajont, vissuto nel gennaio dell'anno scorso, con l'udienza della delegazione di superstiti e sopravvissuti che vennero definiti da Papa Francesco un'onda di vita. Prima ancora c'era stata una domenica di settembre nel 2022, quando venne celebrata la beatificazione di Papa Luciani, che sancì un forte legame tra un Papa bellunese e uno venuto dalla fine del mondo. Roberto Padrini, sindaco di Longarone, presidente della provincia, ricorda anche come a pochi mesi da Vaia la provincia donò al pontefice un calendario dell'Avvento scolpito in un tronco schiantato dalla tempesta. È stato purtroppo ritrovato senza vita Carlo Orlandi, il 58enne di Cortina d'Ampezzo, di cui non si avevano più notizie da quando era uscito a piedi dalla propria abitazione in località Gilardone. Il corpo è stato rinvenuto in località Landries. Erano state oltre un centinaio le persone impegnate nelle ricerche che hanno impegnato il soccorso alpino di Cortina e di altre sezioni della seconda delegazione Dolomiti Bellunesi, della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e cittadini offertisi come volontari. Le ricerche si erano articolate su un'ampia area con la presenza di unità cinofile, vigili del fuoco, piloti di droni, mentre il gruppo del soccorso alpino e speleologico veneto era stato mandato a ridiscendere il Rio Costeano che dalla diga del lago Daial porta a Campo. E ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.